9 per parlare con un operatore. Sì, buongiorno. Mi ascolti, io sono venuto in giornata dal Veneto per andare a vedere il museo di Alessandro Del Piero e ho trovato chiuso. Allora, per non buttar via i schei del treno, sono venuto a vedere il vostro museo. Sono scappato via subito. Appena sono entrato, c'era un cadavere. Ma dove, mi scusi? La prima cosa esposta era un cadavere. Una mummia intende? Sì. No, mi scusi però. Lei è venuto a vedere il museo egizio, quindi cosa si aspettava di trovare? Premettendo che sono venuto al museo egizio perché quello Del Piero era chiuso, Quindi come ripiego? diciamo, non per questo ero prevenuto. Se avesse proseguito nella visita avrebbe trovato tante cose interessanti. Si metta nei miei panni. Ok? In un palazzo signorile, la prima roba che mi vedo sotto occhio è un morto. Ok, quindi lei non è d'accordo con l'allestimento. All'inizio mettete, non so, due pergamene, due vasetti di ceramica. Quando uno è entrato nel periodo egiziano, il morto alla fine. Ma no, appena che entri, signorina, un morto. Va benissimo, mi dispiace che la sua esperienza è stata negativa. Io ho speso 15 euro però, Può andare in biglietteria, chiedere un foglio di reclamo e scrivere quello che vuole. Dentro un museo c'è un bar, un'osteria. C'è un bar-ristorante. Perfetto, allora se magari posso avere un buono per due sprizzetti. No, guardi, mi scusi, ma non è possibile. È una vergogna da sciacalli perché fare i soldi su un cadavere mi sembra veramente vergognoso. Commenti e segnalazioni. Al posto del morto all'entrata un piccolo rinfresco di benvenuto. Signorina, veramente non si può avere un buono per due sprizzetti. Assolutamente. Niente. Non posso.